Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, come sempre io sono prontissima, buon pomeriggio, buon mercoledì a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pomeriggio Special. Salve a tutti da Cristina Rufino, ben posizionati in qualsiasi posto voi siate, grazie per aver scelto come sempre io compro siciliano. Siamo arrivati alla terza puntata della settimana, ogni giorno, ormai lo sapete, se ci seguite da tempo sapete che ogni giorno noi ci occupiamo, e sarà così anche per il futuro, di un argomento diverso. E la terza puntata della settimana è dedicata allo sport e salute. Allora, oggi io vi avviso, avremo una puntata veramente pienissima, molto intensa, quindi non vorrei perdere molto tempo in chiacchiere iniziali. Avremo due ospiti graditissime del nostro pomeriggio. Oggi parleremo di sport, parleremo di una disciplina molto particolare. Vi spiegheremo nei dettagli di che cosa parleremo con le due nostre ospiti del nostro pomeriggio special di questo mercoledì. Sono le 18:02. Io accoglierei immediatamente la nostra prima protagonista di questo nostro incontro, Danila Di Simone, istruttrice di pole dance. Ciao Ciao Danila. ragazzi, ciao Cristina. Ciao. Come stai Danila? Ti vedo sorridentissima, bellissima. Eh sì, sono molto contenta di far parte di questo pomeriggio insieme a voi e di far conoscere la pole dance. Esatto, perché abbiamo molte cose da raccontare della pole dance. E se c'è Esatto. l'istruttrice, giustamente, io vorrei anche parlare con l'allieva, ed è proprio una tua allieva. Si chiama Giada Labua. Giada, la chiamiamo, è Ciao, nel backstage. Giada, ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao. benvenuti a Allora, casa oggi mia. diciamo che oggi è una puntata tutta al femminile. Esatto, esatto. Ecco, con tre donne. Voi giocate in casa perché siete tutte e due palermitane? Esatto, Esatto. sì. Esatto, e adesso avremo la possibilità comunque di raccontare ai nostri telespettatori e ascoltatori che cos'è in effetti la pole dance. Allora, io vorrei parlare un attimo con Danila, che è la nostra brava bella istruttrice, perché ogni tanto, diciamo, si fa un po' di confusione, no? Tra pole dance, lap dance, quindi io vorrei che tu mi parlassi un po' di quelle che sono le sostanziali differenze tra queste due discipline. Allora, le differenze sono appunto, come hai detto tu, sostanziali, non c'entrano niente l'una con l'altra. La lap dance viene svolta nei night o comunque in occasioni un po' più particolari ed è una danza anche volgare ed erotica, soprattutto fatta appunto per ammaliare l'uomo. La pole dance invece è un'attività ginnica, sportiva, molto faticosa, che richiede abbastanza tempo e sacrificio per appunto andare a sviluppare una determinata posizione, diciamo, di bravura. Quindi sono due cose molto molto differenti. L'una richiede l'utilizzo di tacchi e anche vestiario un pochettino un po' più osè. La pole dance la facciamo invece senza tacchi e la facciamo con dei vestiti, con un top, una culotte o comunque dei body appositi per la pole dance. Ok, è giusto che si facciano insomma queste differenze tra le Beh due. sì, diciamo che in passato soprattutto la gente quando dicevi faccio pole dance ti diceva cos'è la pole dance e tu dicevi lavoro con il palo, dicevano ah il palo, lap Ecco. dance, ho capito. Ad oggi devo dire che dopo 5 anni che faccio l'istruttrice e insegno, devo dire che un po' grazie anche ai social in televisione si fa vedere un po' più la pole dance, la gente adesso riconosce già la voce di pole dance e quindi non fa più quelle domande. Sono un po' più maschietti che giocano su questa cosa, però appunto giocano su questa cosa. Ecco, infatti. Io vorrei sapere, Danila, da quanto tempo tu a quanti anni ti sei avvicinata alla pole dance e come è avvenuto questo amore verso questa disciplina, che è veramente molto rigorosa, tra l'altro io lo vorrei ricordare, ma tra poco vedremo. Allora, io ho iniziato a 24 anni a Brighton, abitavo nei pressi di Londra, vicino Londra,
Una mia collega di lavoro mi ha detto: guarda, sto andando a fare una lezione di pole dance, vuoi provare? Io non sapevo cosa fosse la pole, ma ho detto dance, vabbè, ci sta la danza, va bene, sono un'ex ballerina, mi approccio a questa danza. Quando sono entrata nella sala della mia insegnante c'erano i pali e c'erano anche dei boa sul muro, perché lei faceva anche burlesque. Quindi appena ho visto pali e boa ho detto: oddio, che cosa mi vogliono far fare? Però da lì, di quel giorno è stato per me indimenticabile, perché ho cominciato, mi è piaciuto tantissimo. Tra l'altro io ho continuato e la mia collega no. Dopodiché, dopo 1 anno e mezzo, sono dovuta ritornare a Palermo e le mie insegnanti mi spingevano a prendermi un attestato per insegnare a Palermo. Io ero un po' titubante, devo dire, perché comunque dicevo, beh, Palermo hanno un po' la mentalità ancora ristretta, non so se riescono a capire cosa sia la pole dance. Certo. Però alla fine ho preso l'attestato a Londra e sono scesa. Quando sono scesa, diciamo che sono andata in un paio di palestre che mi hanno chiuso la porta in faccia, devo dire, perché nessuno conosceva la pole dance e nessuno credeva in questa attività. Solo una palestra di Palermo mi ha detto: guarda, io ho le pertiche da ginnasta per i ginnasti, quindi se vuoi li utilizzi, vedi se il corso va e poi iniziamo un corso tra di noi, cioè un corso dentro la palestra. Okay. Quindi ho iniziato, diciamo così, facendomi pubblicità un po' su Facebook. Ho aperto la prima pagina di pole dance che si chiama Pole Fitness Palermo. Ho aperto quella pagina e con estrema sorpresa sono stata contattata dalle prime ragazze che mi chiedevano appunto: oh mio Dio, si fa la pole dance a Palermo, bellissimo, bellissimo. Quindi da lì ho avuto 5 anni e mezzo fa, ho avuto le mie prime allieve e poi da lì è stato un excursus di andare tramite appunto social, ragazze che pubblicavano e quindi altre persone conoscevano la pole tramite loro, esibizioni e di tutto e di più. Quindi diciamo, Gare. Danila, che tu hai avuto un ruolo importantissimo per la città di Palermo, perché sei stata proprio tu a portare la pole dance Sì, proprio io in sono questa stata città. la prima La pole paladina della pole dancer dance. palermitana nella provincia di Palermo, appunto, la prima che ha portato quest'arte. Sono veramente contenta perché comunque in 5 anni il mio percorso è cresciuto tantissimo. Adesso non solo sono istruttrice di pole dance, sono anche giudice internazionale di pole sport, ma anche sono organizzatrice da 2 anni e mezzo della gara di pole dance in Sicilia. Quindi diciamo che mi sono data da fare tantissimo. Brava, tra poco parleremo anche con Giada Labua, che è una tua allieva, tra l'altro, no? Esatto. Parleremo Una anche con delle lei perché prime. una delle prime, quindi insomma, diciamo che tra voi c'è anche un rapporto di stima, un bellissimo rapporto perché vi Anche di conoscete da anni, quindi amicizia, devo dire. ecco, e anche di amicizia. Quindi tra poco parlerò anche con Giada perché voglio sapere come è avvenuto il suo incontro con la pole dance, perché è un incontro abbastanza particolare. Ma Danila, io se sei d'accordo e se siete d'accordo tutte e tre, direi a Paolo, il nostro regista, di mandare il primo contributo per dare modo anche alla gente che ancora magari non conosce la pole dance di capire di cosa stiamo parlando. Vai. Stasera vogliamo farvela conoscere davvero in tutta la sua spettacolarità e perché no, nella sua sensualità. Signori, non è la lap dance, è la pole dance.
Allora, diciamo che questo è stato il video, adesso invertiamo un po' le cose, questo è stato il video che ha dato la possibilità alla nostra allieva Giada di avvicinarsi al mondo della pole dance. Esatto, Giada? Sì, sì, esatto. Allora, Ecco. facciamo Ciao Giada. una piccola parentesi, che io ho fatto da poco 46 anni e quindi fino all'età di, facciamo 37-38 anni, sono sempre stata super pigra. Diciamo che ho avuto una corporatura che mi ha consentito di dormire sugli allori per diversi anni, quindi non ho quasi mai praticato nessuno sport. Poi ad un certo punto si è svegliato qualcosa in me e ho iniziato a praticare una serie di sport, ogni anno uno diverso. Ho fatto di tutto e di più fino a 42 anni. Ho fatto dalla kickboxing all'acqua gym, alla fit jump, pure la zumba, sempre infedele a tutto. Ok. Ho sempre cambiato, fino a quando un bel giorno del lontano 2011, perché questo video che avete appena mandato in onda è del 2011, al Festival di Sanremo, che tra l'altro è una manifestazione canora che io non amo per niente, non me la cago proprio, scusando il termine, Vai. facendo un giro di canali ho fermato appunto sul Festival di Sanremo, dove c'era il buon Gianni Gianni Morandi? Morandi, che presentava uno strepitoso evento, una bellissima, una brillante performance. La curiosità mi spinge a guardare e vedo queste 4 bellissime ragazze, queste 2 pertiche, e dissi tra me e me: devo vedere dove devono arrivare queste. E quindi partì questa presentazione, non è lap dance ma è pole dance, e quindi i miei occhi videro qualcosa che non avevano mai visto. Penso che sia stata la prima volta che in Italia pubblicamente si facesse vedere qualcosa del genere. Quindi dissi: oddio, ma quella sono io, quello è il mio sport. E quindi mi misi a cercare notizie, pole dance, pole dance, pole dance. A Palermo non ce ne stava, e quindi con la coda tra le gambe, niente, mi Hai detto vabbè. rassegnai, fino a quando, parlandone poi col tempo col mio migliore amico incassò questa informazione che io volevo fare pole dance. Dopo qualche anno, ora io non mi ricordo quando Danila aprì la scuola, però dopo qualche anno, nel mese di agosto, all'improvviso, mentre ero sdraiata comodamente sulla spiaggia, sulla mia lettiga, mi arriva un SMS con nome e cognome di Danila e l'indirizzo della palestra dove finalmente era stata aperta la scuola di pole dance. E quindi finalmente. quello fu Ce il l'abbiamo giorno fatta. più bello degli ultimi 6 anni della mia vita, perché contattai Danila e la prima cosa che le dissi: senti, io sono un po' vecchietta e tra l'altro non ho nessuna, diciamo, nessuna competenza in materia di ginnastica artistica, danza, sono proprio così, dilettante allo sbaraglio. Lei fu molto carina perché mi disse che la disciplina avrebbe consentito a chiunque, grandi, piccoli, uomini, donne, gender, di poter approcciarsi alla disciplina, e quindi mi ha detto: vieni, fai una lezione prova. E poi io andai e da lì fu amore. Grande Amore amore. che sì. E poi non sono mai più stata infedele, ho solo interrotto qualche volta per qualche problema di salute. Ok. Quindi questo. Ecco, quindi il video, da quel video nacque il mio amore. Quindi ringrazio Gianni Morandi, ringrazio soprattutto il Festival di Sì, Sanremo, sì, del sì. quale non te ne è mai fregato niente, No, qualcosa no, di no, no. buono nella tua vita sicuramente l'ha Assolutamente niente. portato. Allora, dunque, allora, diciamolo chiaramente che comunque non è un gioco fare pole dance, perché fare pole dance richiede disciplina, richiede veramente molta, molta forza, no? Tra l'altro, perché è difficile, tra l'altro, riuscire a mantenere determinate posizioni su una pertica se tu non hai in primis la mente che ti aiuta, no? E poi il corpo che ti sostiene, giusto Danila?
Sì, però possono iniziare a farlo tutte, cioè io ho allieve che quando entrano in sala per la prima volta non riescono completamente a sollevarsi con la Mamma propria mia. forza al palo. Però dopo con i vari allenamenti che facciamo diventano delle bellissime farfalle che cominciano a volare, a volteggiare sulla pertica. Devo dire che da 2 anni a questa parte anche l'età si è molto alzata, ho tantissime Mm. over 40 che stanno Ecco. facendo parte della mia scuola, veramente tante. Rispetto anche alle bambine o alle ragazze, le over 40 devo dire che si mettono in gioco molto di più rispetto alle ragazze e non si perdono di forza D'animo. d'animo perché comunque prendono la pole dance come una rivincita per un po' tutto e poi con passione sono le prime che quando dici facciamo le gare loro sì, facciamo, diciamo. Quindi devo dire che le over 40 sono delle bombe. Ecco, diciamolo pure anche perché Diciamolo, diciamolo. allora io sono come Giada, diciamo uguale, non ho mai trovato la mia dimensione, palestra, pago magari l'annuale, ci vado un mese, E cambio magari devi altre trovare cose. la pole. Magari troverò l'amore della mia vita proprio con la pole dance come ha fatto Giada. Allora, io direi a questo punto, Danila, di vedere cosa tu fai, perché abbiamo anche dei video che interessano anche te. Vediamo il primo. Ok. Eccola qua, era la nostra Danila, eri proprio tu, Danila, esatto? Sì, ero io, ripresa Eh. da un fotografo, un mio carissimo amico Daniele Pisano, che ringrazio per questo video. Allora, diciamo che la pole dance è molto sensuale, no, come disciplina, non volgare, però lo vogliamo Non sottolineare. volgare, sì, esatto. È una disciplina molto sensuale che fa uscire molto la parte femminile della donna, e anche questo quello che attrae moltissime donne che vengono a lezione, la voglia proprio di buttare fuori tutto quello che hanno dentro. La pole dance per me è tutto, cioè racchiude un po' tutto quello che può avere uno sport e una forma d'arte, è proprio una forma d'arte la pole dance, ecco. Ma possiamo anche dire che benefici dà al corpo la pole dance? Allora io questo lo farei dire a Giada, visto che è un'allieva, io Giada. sarei di parte, magari Ok. Giaduccia. Allora, io Giada, Giada, vi vai posso tu, vai. dire come mi sono trasformata in questi Ecco. 4 anni. Allora, sicuramente la pole dance è un'attività che fa allargare molto le spalle e le Ok. braccia, perché non si inizia mai a fare lezione andando direttamente al palo, ma si inizia facendo una buona mezz'ora di potenziamento, quindi facendo lavorare le braccia, le gambe, i glutei, l'addome, lavora tutto il corpo, quindi piano piano se lo si fa
assiduamente, senza tra l'altro fare delle interruzioni che non giovano sicuramente, il corpo veramente si trasforma. Si mette si mette un fortissimo tono muscolare, si allargano le spalle, si rassodano le chiappe. Quindi Eccolo là. io ho dovuto cambiare taglia, soprattutto per quanto riguarda la parte superiore, perché era una S, ora prendo una M, perché ho le spalle e le braccia belle toniche, belle toste. E soprattutto abito al secondo piano senza ascensore, salgo con molta tranquillità, 2 cassette d'acqua, come se fossero due borse molto leggere. Hai Quindi visto? Hai si prende capito? molta forza, sì, sì, sì. Hai Addirittura capito? mi capita di rompere le cose tra le mani, o quando asciugo per esempio le zampine al cane, lui piange perché noto che ci metto più forza. Quindi devo imparare a controllare la mia forza, perché Sei diventata è Hulk, veramente Giada. tanto. Sì, Tipo Hulk. l'incredibile. Mi chiamano, guardate, mi hanno regalato una collega Vai. della pole dance una catenina con la W di Wonder Sì. Woman. Ok. Perché diciamo sono poche le cose che fisicamente non riesco a fare. E oltre alla forza Bellissimo. però si lavora anche molto sulla flessibilità, perché Ok. appunto è tutto il corpo che entra in gioco. Quindi io, per quanto mi riguarda, mi sono trasformata, ma anche moltissime allieve hanno subito, tra virgolette, una trasformazione. Addirittura abbiamo Bello. fatto anche dei video, delle foto una dietro l'altra, dove abbiamo messo le nostre trasformazioni, il prima e il dopo. Ok, allora abbiamo anche dei messaggi, vediamo un po' di riuscire a leggere dei messaggi che sono arrivati, vediamo un po' chi è venuto a trovarci, chi passa da queste parti. Oh, hashtag io compro siciliano, Luca, buon pomeriggio, Luca che ormai è diventato un fedelissimo, Marina, buon pomeriggio, ciao Marina, benvenuta. Che meraviglia la pole dance, è stato di moda in Francia alcuni anni fa, una cara amica mia è diventata istruttrice, ha potuto aiutare molte donne a trovare la propria femminilità interna. Vero, viva la pole dance, grazie Céline. Lidia, buon pomeriggio a tutte, anche a te. Buon pomeriggio a tutti, Lucia. Angela, buonasera e viva la pole. Non ci sono maschietti oggi, eh? Poi, Angela, buonasera. Bravissima, ha detto Marina. È vero, oggi abbiamo due bravissime, ma pole dance a Ragusa o devo andare fino a Catania e portare Cristina con me? A Ragusa c'è, mi sembra, c'è... No, quella è Siracusa, scusatemi. No, no, c'è Ok, Catania e Siracusa. A Ragusa ok. ancora no. Ragusa no. Dani, Quindi apriti una scuola pure a Ragusa. ci dobbiamo Proprio. vai, vai, vai. Tirza Maria, buon pomeriggio a tutti e voi, complimenti, ciao cara, un bacio anche a te, grazie. Complimenti, bravissima, scrive Luigi. Ciao Luigi che guarda da Roma. Cristina, complimenti per la trasmissione, grazie. Poverino il cane, stai attenta. Sì, vabbè, sicuramente la nostra Giada sarà attenta, no? Ecco, a volte deve calibrare un po' la forza, non c'era abituata, diciamo, ma ce la farà. Allora, ragazze, io ho un bel purpurì di video vostri, perché me ne sono rimasti uno di Danila e due di Giada. Quindi andremo a vedere tra poco che cosa, se mi arrivano delle indicazioni dal nostro Paolo, che è una vittima, diciamo il nostro Paolo, il nostro regista, ogni volta impazzisce, video numero 1, numero 2, numero 20, video Giada numero 1, perfetto, grazie Paolo, video Giada numero 1, andiamo.
Ah, vabbè, bravissima. Cioè, ma Allora, bravissima. questo è un video che risale a 2 anni fa, quindi io avevo 2 anni di pole alle spalle. Vi ho voluto mandare proprio questo per fare capire a chi vuole iniziare questa disciplina che con un buon allenamento, dopo 2 anni, ma chi anche prima ovviamente, si possono raggiungere questi risultati. Ok, ma hai visto Danila che si è commossa, che carina, le sono Sì. spuntate le lacrime. In Beh, questo- io mi commuovo perché mi manca tutto questo, mi Sì. manca veramente tanto, cioè le esibizioni, poi io sono una che le allieve me le porto ovunque, quindi quando mi chiamano in manifestazioni, gare, io me le porto sempre appresso, quindi adesso è un anno che non facciamo più nulla e se vedo queste cose mi commuovo. Immagino, ma dove eravate in questo video? Giada, tu Allora, dov'eri? qui eravamo ad una esibizione di mostra fotografica, ad una mostra fotografica di Marco Bennici, un mio amico fotografo. Abbiamo fatto delle esibizioni di pole dance a Palermo, non mi ricordo adesso A dove. Palermo in via Americo Mari, in un centro culturale. Esatto, sì, eravamo lì, bellissima giornata. Ragazze, posso farvi una domanda un po' così? Ma voi non avete mai avuto paura di cadere dalla pertica o siete mai cadute dalla pertica qualche volta? Io sono caduta. Allora, io dico sempre che fino a quando non cadi dalla pertica non sei una pole dancer. Ah, ok. Quindi nel momento in cui cadi e percepisci quel minimo di dolore, però ti rialzi, l'importante è rialzarsi e ritornare in pedana, perché comunque se ti prende la paura, allora lì sei un po' finita. Ma Ok. io sono stata, ho preso. Ciao Titti! Ciao! Ecco, lei è lei quella anche che mi ha una. regalato la catenina della Wonder Woman. Lei che Questa- scrive, mi sono commossa anch'io quando facciamo lezioni, ci divertiamo come matte. Sì, la Mamma cosa mia. bella comunque delle lezioni è che si crea un bel gruppo. Io ho Sì. dei gruppi veramente belli, di coesione, le ragazze si aiutano a vicenda e poi ridiamo tantissimo. Quindi questa cosa è veramente molto bella perché c'è un gruppo di donne dentro la sala che si aiuta a vicenda in maniera divertente, cioè divertendosi. Bello, Comunque, a bellissimo questo. proposito di cadute, devo dire Vai. una cosa a favore della mia insegnante, che è come la mosca, 2000 occhi e vede ovunque, sembra distratta ma non lo è, e riesce a prevedere le cadute anche ad una distanza veramente significativa. Cioè, stavo per cadere una volta, lei come ha fatto a capire che stavo per cadere? Non lo so. È La corsa veggente. velocissima e ha evitato, diciamo, Ah, occhio. il danno. Diciamo che ormai un Ah, occhio. po' dipende come sono messe, prevedo se possono cadere o meno, Sì. quindi Brava. diciamo che poi inizio a fare tipo, non lo so, flash. E ti tuffi. Allora, abbiamo un altro video di Danila, adesso tocca a te, vediamo un po' che cosa hai preparato, vai.
Allora, no, io so perché Piango. Danila è straordinaria, cioè, ma veramente una roba incredibile. Cioè, io non lo so come fate, ragazze, probabilmente poi alla fine è vero, no? Che magari uno si scoraggia all'inizio, però magari piano piano riesce anche a fare. A me Ma sembra sì, una cosa impossibile, ve lo assolutamente. dico subito, mi sembra una cosa No, non è per impossibile. nulla possibile per nessuno, assolutamente. Questo è stato l'ultima esibizione che ho fatto a luglio. Abbiamo Sì, fatto il saggio a dov'era Giada? Villa Bordonaro. A Villa Bordonaro. Tu fai conto che siamo state in quarantena da marzo a maggio e io in 2 mesi ho organizzato un saggio. E lì è stata l'ultima volta che ci siamo che vede. esibite. Ho voluto dare il mio sfogo con la canzone Malade perché è stato un periodo molto malato di tutto il Covid, no? Quindi volevo un po' sfogarmi io davanti a tutto il pubblico. Giustamente. E adesso mi manca troppo, è la Lo cosa so, che ma più mi manca. ci Sì, ritorneremo ragazze. assolutamente. Allora, il nostro regista ha detto solo a vedere il video ho già 2 stiramenti, mi immagino. Tra Marzia, l'altro, grande grinta. Cristina, Vai Giada. quella è stata la serata più calda dell'estate, dove Mamma c'era una mia. temperatura altissima e riuscire a rimanere "appiccicati" tra virgolette al palo senza scivolare, quindi mettendo il doppio della forza, è stato veramente un'impresa titanica. È vero, immagino, ci vuole molta, molta, molta forza, non oso immaginare, Più, però immaginare. allora, Ancora di guarda, più. più vedi le cose in maniera fluida e leggiadra, più sono difficili da fare vedere in questo modo, più ci vuole Vero. forza. È vero. Allora, abbiamo, mi pare, gli ultimi messaggi. Grande grinta, grande passione nella pole dance e nella vita, scrive Marzia. È verissimo. Ancora Venere, Danila riesce ad acchiapparci sempre al volo. È vero, Per i quando state per capelli però, cadere. per i capelli, non fatevi le code a lezione perché lei ve le tira. Ecco. Esatto. Stella Maris Guidi, Sì, meravigliosa. è una mia allieva. Ok, bravissima, scrive Sara. Poi pole dance, sport anche per uomini. Un saluto alle forti ospiti. Ma dottor Morici non lo so. Voi che Sì, dite? la pole dance è anche per gli uomini. Io ho avuto 2 maschietti, uno di 50 anni, quindi un omone, Non ci e un credo. ragazzo di 22 anni. Il ragazzo è andato poi via a Milano, quindi non ce l'ho più, e il maschietto si è fatto male e è andato via. Però Ok. diciamo che aspettiamo sempre maschi perché soprattutto fare le combinazioni double maschio-femmina è una cosa strepitosa. Io li facevo con il ragazzo ed eravamo una coppia veramente molto bella. Bello, una cosa interessante questa che anche gli uomini possono fare pole dance, non lo sapevo. Dunque, abbiamo gli ultimissimi minuti, abbiamo sforato ragazze, già ve lo dico, ma abbiamo ancora un video di Giada da vedere, perché oggi è un purpurri di video, andiamo a vedere l'ultimo, dai. Eri a casa qua? Sì, Hai la Pertica a casa? sì, una pole Bellissimo. dance di tutto rispetto deve avere la pertica a casa. Esatto. Allora, voglio da parte di entrambe un consiglio da Danila che è l'istruttrice e poi da Giada che è l'allieva. Un consiglio a chi magari volesse intraprendere questo sport a non avere remore, ad avere coraggio e a buttarsi perché fa bene. Allora, per chi vuole riscoprire se stessi, allora deve fare solo una chiamata, il mio numero e basta, perché diciamo che può cambiare la vita anche la prima lezione di pole dance, quindi io direi smollate tutto, pregiudizi, giudizi altrui e Mm. mollatevi in questa bellissima attività.
Ok, Giada. Allora, la pole dance è il mio rifugio, il mio angolo di paradiso, e quindi vuol dire che all'interno io ho creato il mio habitat naturale. Mi dà pace, mi dà tranquillità, mi fa sentire forte e invincibile. Quindi fate pole dance, vi faccio vedere che non ve ne pentirete. Ok, anche se siete over 40, quindi abbiamo insomma una testimone La pole dance d'eccezione. non ha età, non ce l'ha Ecco. un'età, non Va ce bene, l'ha. ragazze. Io vi saluto, vi ringrazio per essere state insieme a me oggi pomeriggio. Un bacio grande, complimenti perché siete straordinarie davvero, bravissime ancora. Grazie. Ciao Grazie a Dalila e Ciao, te, ciao ciao. Giada. Ciao, ciao. grazie, ciao. Allora, ce l'abbiamo fatta anche oggi. Oh, io me la prendo comoda, che ci volete fare? Tanto oggi, anche oggi ci siamo veramente divertite tantissimo. Volevo ringraziare anche oggi il mio assistente Paolo in regia, sto chiudendo, Marzia in redazione. Torno domani, attention please, perché domani l'appuntamento sarà con un attimo per quello scordo. Ah no, mode e tendenze, ogni volta dico mode e benessere, mode e tendenze, e anche ospite, anche domani un ospite, ma di cosa parleremo non ve lo posso dire, vi consiglio però di guardare. Grazie per esserci stati, buon pomeriggio da Cristina Ruffini è tutto, pomeriggio special torna domani alle 18. Io compro siciliano, sigla, stop.